Cari telespettatori, ben ritornati con noi, con i nostri ospiti, poi come sempre ve li presenterò. Prima lasciamo spazio alla nostra prima parte introduttiva dedicata ai pensionati della CGIL, le varie problematiche, le diverse questioni che vengono affrontate, quindi seguiteci, sarà interessante anche questo spazio. Poi ci immergeremo invece nelle tematiche di coloro che al lavoro ancora ci sono e quindi dei lavoratori, i temi che sono stati affrontati in occasione della giornata del 1° maggio, per carità, ma sono temi di estrema attualità e importanza. Da un lato i temi della disoccupazione, della situazione delle aziende del territorio del nord-est, piccole e medie realtà molto importanti, tante volte si parla a livelli macroeconomici oppure si parla di grandi realtà aziendali, giustamente voi ci scrivete, ma noi qui viviamo in un territorio dove ci sono piccole aziende di carattere anche più familiare, quindi qual è la situazione sia per i lavoratori che per la parte datoriale, quindi dati di economia molto importanti. E poi l'altro tema estremamente scottante, quello delle morti bianche, morti in occasione e in luogo di lavoro, incidenti che continuano a verificarsi. Sembra un fenomeno quasi impossibile ancora parlarne in questi anni, eppure è così. Sembrava la situazione inizialmente fosse migliorata con l'inizio dell'anno, invece ai noi siamo riprecipitati, ma avremo dati testuali, avremo i nostri esperti, quindi seguiteci, intanto spazio all'anteprima con lo SPI.